di questo bellissimo elicottero raggiungibile da questo elicottero è di 260 km/h, una biturbina, produzione tutta pagata Italia, appunto Augusta Westland. Signore e signori, tutti in piedi, mano sul cuore, rendiamo omaggio al nostro tricolore. Maresciallo Maurizio Raimondi, capitano Andrea Rulli e tenente colonnello Dario De Liguoro. Guardate se vuole fare un saluto al pubblico di Jesolo in diretta. Un grande saluto a tutto il pubblico di Jesolo, da tutti gli uomini del 15° turno. E il Mamma Aiuto è il grido del 15° stormo e l'applauso del pubblico di Jesolo all'equipaggio del 15° stormo dell'aeronautica militare italiana. E questa è la riverenza dell'HH139 per questo applauso. Andiamo così ad iniziare la dimostrazione di soccorso aereo. Uomini e donne del 15° tutti i giorni si addestrano affinché gli altri possano vivere. E lo prenderà in salvo il nostro survivor, appunto il nostro primo maresciallo Bruni, che effettuerà a breve il tuffo dell'HH139. Quindi occhi puntati sul portellone, quindi portellone aperto, pronti in cabina, in avvicinamento qui nella zona antistante del centro di manifestazione. Attenzione, le macchine fotografiche puntate sul portellone, è già pronto un aerosoccorritore con una tuta arancione. Troviamo il punto più idoneo al lancio in sicurezza del primo maresciallo Bruni, che si prepara. Solitamente il saluto del soccorritore, 3, 2, 1, via in acqua, perfetto, riuscito questo tuffo. E subito dopo un backup, decollo all'indietro. Questa manovra si rende necessaria dove si va ad intervenire in zone impervie, dove nella zona antistante la parte laterale la vegetazione fitta è molto alta, quindi questo backup è andare alla ricerca del naufrago. Vedete l'aerosoccorritore già in acqua, quindi simulano la ricerca e poi sì, in braga doppia riuscirà a attraversarlo il naufrago. Andiamo in cabina, silenzio. 50. Ok, sempre qui sul prosegui con l'avvicinamento avanti 30, sentiero dell'avvicinamento in vista del naufrago, prosegui in 20, sentiero avvicinamento ottimi, da avanti 10, 9, 8, 7, avanti 6, avanti 5, 4, avanti 3, avanti 2, avanti 1. Si inizia così già a affilare il cavo per portare nel più breve tempo possibile a bordo il sopravvissuto
sopravvissuto viene issato a bordo, stabilizzato dal nostro assistente di sanità, laddove si rende necessario anche stabilizzato su una barella presente a bordo dei nostri elicotteri e trasportato in urgenza nel presidio ospedaliero più vicino al luogo del ritrovamento. Adesso questa manovra per farci apprezzare la versatilità di questo elicottero, ma soprattutto gli obiettivi dei nostri equipaggi. Vedete la silhouette con le sue pale bianche avvicinarsi, pronti per la foto? 3, 2, 1, ora! Ed è una manovra molto difficile ma in sicurezza che i nostri equipaggi hanno voluto regalare al pubblico di Jesolo European Air Show. Signori, siamo veramente in chiusura, quindi abbiamo l'ultimo saluto del nostro elicottero che passerà a bassa quota, grande velocità e battendo le ali. Quindi vedo che siete muniti tutti di cappellini per poterci farci vedere dal nostro equipaggio. Agitiamo cappellini, magliette, asciugamani, tutto quanto sia possibile e visibile soprattutto dall'elicottero, ed è questo il saluto dell'HH 139 dell'aeronautica militare. Signori e signori, buon pomeriggio! Di saluto della HH 139 del 15° stormo Search and Rescue, la parola passa